Hanno lo sguardo desolato, quasi rassegnato, la stanchezza di una notte insonne e di tanta preoccupazione. Ancora una volta i commercianti del centro storico veneziano in ginocchio per l'acqua alta. Il centro maree aveva previsto la quota di marea massima a 120 cm. Ne sono arrivati quasi 10 in più, record assoluto per la stagione. Quel tanto che è bastato per mandare sott'acqua negozi, provocando danni e disagi. Qui ci troviamo a Rialto, nel cuore di Venezia, in campo San Bartolomeo, che pur non trovandosi nell'area della Basilica Marciana, il punto più basso della città, è andato sott'acqua. Flavio Marinello, con la moglie Valentina, da diversi anni è titolare dell'oreficeria Meneghetti, l'orfo di Venezia. Ha passato, in questi anni, molte notti insonne per mettere al riparo la merce. Racconta quello che ha trovato questa mattina. Stamattina, quando sono venuto ad aprire il negozio, ho trovato un disastro all'interno. Avevamo sollevato per 1,20 m i cassetti e purtroppo ci sono entrati 5 cm. Quei 5 cm ci hanno inondato i cassetti per terra e ci hanno fatto diversi danni. Scatole, confezioni, ennesima delusione. Così l'apertura di stamane è stata in ritardo, danni alla merce, peraltro anche articoli di grande valore. La richiesta è chiara. Un appello a quanto riguarda il centro delle previsioni: dovrebbero almeno entro le 19 darci un'altezza massima sicura e quindi poter provvedere e fare le giuste considerazioni.